Incontrare Giada Andreoli qui in occasione di Walls of Dolls, una manifestazione importantissima, 8 marzo in piazza, a parlare però anche della nazionale italiana Miss. Però allora Giada, intanto ben ritrovata. Grazie mille, piacere essere. Allora, però con te parliamo di sport e di eventi, però una domanda, ma tu i tuoi sport praticati? Allora, pratico sport dall'età di 3 anni, dai 3 ai 14 anni ho praticato ginnastica artistica e successivamente poi anche a livello agonistico. Ora ho deciso di praticare per motivi di studio sport più individuali. Ecco, insomma, perché però riesci ancora a conciliare lo sport e lo studio. Però il concetto tuo di sport, tu che cosa pensi dello sport? Da giovane ragazza, modella, comunque in ogni caso studentessa, lo sport per te? Allora, per me lo sport insegna lealtà, costanza, il rispetto per i compagni, il raggiungimento di obiettivi, alza anche l'autostima e sono tutti valori che poi vanno anche, si applicano anche nello studio, nell'amicizia, nel lavoro e soprattutto fa capire cioè ti insegna a perdere e soprattutto a rialzarti, anche perché il concetto di sconfitta, quando è andata male, c'è stata una sconfitta, subito ripartiamo. Continuiamo la nostra chiacchierata con Giada Andreoli, parliamo della nazionale italiana Miss. Allora, ma perché un team sportivo calcistico che arriva dai concorsi di bellezza? Allora, la nazionale italiana calcio Miss è un team di giovani donne che oltre ad aver vinto un concorso di bellezza ci impegniamo nella sostenibilità ambientale e sociale come la non violenza sulle donne e partecipiamo anche a eventi sportivi. Ecco, ma in pratica però cosa fa questa nazionale di calcio italiana delle Miss? Collaboriamo con molte associazioni con lo scopo di promuovere anche la gentilezza e bellezza, i principi sui quali si fondano. Siamo quasi tutte studentesse e non professioniste nel mondo della moda e spettacolo, quindi impariamo a fare buon uso delle nostre qualità di bellezza. Già abbiamo visto i temi importantissimi, ce l'hai raccontati davvero molto bene, però insomma la vostra attività è quindi anche poi il calendario. Che cosa ci dobbiamo attendere? Allora, fortunatamente abbiamo un palinsesto veramente molto ricco e infatti per non dimenticare nulla, nessun evento li leggo almeno. Assolutamente, così per non ci perdiamo proprio nulla, vai! Allora, potete seguire il nostro calendario degli appuntamenti dove siamo impegnati sia per attività di sostenibilità sociale che ambientale su Radio Truman TV, sul canale 20 e di intrattenimento. Direi che gli appuntamenti internazionali li abbiamo nell'impegnativo calendario di eventi che seguiamo insieme a Cristina Montepilli in quello di Monte Carlo, quindi saremo alla prossima Monte Carlo Fashion Week, al Rolex Monster di tennis, al Gran Premio di Formula 1, al Jumping International, al Monte Carlo Yacht Show ed al Monte Carlo Film Festival sulle commedie di Ezio Greggio. Ma insomma, voglio dire, direi che hai fatto bene a leggere perché il calendario era ricco. Siamo quasi in conclusione della nostra chiacchierata. Poi ci sono anche incontri di calcio, partite di calcio. Sì, infatti siamo in programma un team brandizzato nazionale calcio Miss e da poco ci hanno confermato la partita di calcio di una partita per Elio che è vicino a Novara, dove siamo già state l'anno scorso con una mia collega. Si tratta di un triangolo femminile che fa da contorno all'evento in cui si sfida la nazionale calcio di Trapiziana, un evento per ricordare il mitico Elio e per promuovere la conoscenza sul mondo delle donazioni di organi. Insomma, quindi abbiamo visto che poi alla fine insomma, ce l'hai narrati, raccontati questi, questi temi importanti che portate avanti. Una giornata particolare, siamo in conclusione, una giornata particolare, volevo conoscere anche un po' il tuo pensiero personale, non soltanto da rappresentante, da capitana delle Miss, di una giornata così che penso sia vicina a tutte le donne. Sì, infatti sono molto fiera di essere qua a rappresentare, a parlare perché questa violenza sulle donne deve smettere. No, ci fa piacere sentire appunto anche con queste parole di giovane donna, studentessa, atleta, l'abbiamo sentito, insomma tante belle cose che ti danno ancora un grande futuro. Grazie Giada per essere stata con noi. Grazie a voi.
che è la nostra capitana della nazionale italiana calcio mist. Giada è bella, si occupa anche di sostenibilità ambientale e sociale, come tutte le nostre ragazze della nazionale italiana calcio bis, è anche un po' timida, però ha preparato un discorso importante sullo sport e lo fa davanti a tutti, e diciamo che è la sua prima volta che fa un discorso ufficiale come capitano della nazionale italiana calcio bis. Un altro applauso! Giada Andreoli, a te la parola. Buongiorno a tutti, sono Giada Andreoli, ho 18 anni e sono di Genova, sono la capitana della nazionale italiana calcio miss e ex Miss Estate Italia, patron Alberto Davini. La nazionale italiana calcio miss è un team di giovani donne che oltre ad aver partecipato a un concorso di bellezza si impegna nella sostenibilità ambientale e sociale come la non violenza sulle donne e partecipa ovviamente anche a eventi sportivi. Oggi sono qui per parlarvi di sport. Io pratico sport dall'età di 3 anni, dai 3 ai 14 anni ho praticato ginnastica artistica anche a livello agonistico, ora mi dedico più a sport individuali per motivi di studio. Praticare sport insegna impegno, costanza, lealtà, rispetto dei compagni, il raggiungimento di obiettivi e soprattutto alza l'autostima in noi stessi. Tutti i valori che si applicano anche allo studio, al lavoro e all'amicizia. Altro consiglio molto importante, impara anche a saper perdere, accettare le sconfitte e sapersi rialzare, anche perché non si può sempre vincere. E un consiglio che voglio dare è: praticate sport a qualsiasi età, qualsiasi sport, perché giova sia alla salute fisica ma soprattutto alla salute mentale. Grazie Giada. Con Giada e le ragazze della nazionale italiana calcio miss, quindi questo team, avremo anche 2 importantissimi appuntamenti. Uno è un progetto internazionale nel quale siamo riusciti anche a coinvolgere Wall of Dolls, quindi ci sarà poi una rappresentante insomma di Wall of Dolls che verrà con noi in questo viaggio che partirà dal Principato di Monaco, toccherà anche Genova e poi ovviamente saremo in quello che è il Pelagos, quindi la zona del santuario dei cetacei, quindi facciamo un viaggio in barca a vela, è un progetto scientifico al femminile e quindi Giada e queste altre ragazze saranno con noi in questo progetto. L'altro grande appuntamento, e poi vi lasciamo, è con Sport Support che ovviamente ha diversi progetti che seguono le ragazze della nazionale italiana calcio miss, e saremo a Pegni a fare Imparando Veleggiando, che è un appuntamento per grandi e per piccini, ma soprattutto per piccini, dedito proprio al tema della sostenibilità ambientale. Quindi faremo delle attività di clean up il 3 di maggio a Genova Pegni. Invece il 28 giugno a Massino Visconti la nazionale italiana calcio miss sarà a disputare una partita di calcio femminile nel memorial dedicato ad Elio Ceccon, dove si sfiderà anche la nazionale italiana calcio trapiantati, ovviamente con il patrocinio del CONI, Comitato Regionale Piemonte, AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi. Obiettivo dell'iniziativa: informare e sensibilizzare sulla tematica della donazione di organi. Grazie a tutti. L'8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, il Consorzio Proloco Genova e le Proloco genovesi hanno preso parte all'evento organizzato da Wall of Dolls in Piazza De Ferrari. Durante questa significativa manifestazione è stata colta l'occasione per avviare una raccolta fondi destinata all'acquisto di uova di Pasqua per i bambini ricoverati presso l'ospedale Gaslini. Questa iniziativa, nata su proposta del presidente della Proloco di Apparizione Gianluigi Croci, ha coinvolto attivamente le Proloco del Consorzio, testimoniando ancora una volta il valore della collaborazione e dell'impegno condiviso. La Band degli Orsi, supporto fondamentale, affiancherà il Consorzio in questo progetto solidale.
Inoltre, su proposta di Georges Lagarde, vicepresidente della Proloco Duman, la consegna delle uova sarà animata anche dal gruppo artistico dei Malandrini. Chiunque desideri contribuire a questa iniziativa può contattarci attraverso gli indirizzi disponibili sul nostro sito www.consorzioprolocogenova.it, sui nostri canali social Instagram e Facebook, oppure effettuare una donazione all'IBAN che appare qui sotto. Con il supporto di tutti possiamo rendere questa Pasqua speciale per i piccoli ospiti del Gaslini.